vincitore della Parto Corsa che sta per concludere la sua gara, ed è Filippo Piovini che ancora una volta ha dato la zampata giusta per Andrea Caruso, seconda classifica, e siamo alle battute finali anche per Alessandro Annetti. Quindi siamo per il podio maschile questi tre atleti, quindi un triste della Polisportiva Brociano per quanto riguarda questa l'ennesima edizione della Parto Corsa di Città, quest'anno insieme collegata con la Parto Corsa, ed ecco qua l'applauso anche per Alessandro Netti. Tra questi due atleti è preparata lunghissima che la stuppa quella di Fermo sono stati guidati proprio per la stessa. Bravissimi, ragazzi un attimo. Ora ci sono un po' di distacchi per quanto riguarda, vieni qua ragazzi, vieni qua, Fabio e l'altro, e sfugge il nome, Gonzani. Francesco Ciavini della Tifano Runner, e poi dentro, ecco qua arriva anche Cristian Terras, eccolo qua, è tornato a legare, dopo il periodo, diciamo, di infortuni, è tornato grande anche per... E le chiude quando sono pareti. Ed ecco anche Soldini, adesso che va a completare la sua gara. Poi ancora altri atleti di velocità non competitiva che hanno preso parte a questa edizione, bravissime, eccole qua, queste signore da Pispe. Donna, eccola qua, per Paolo Grilleri, prima donna assoluta, bravissima, anche i suoi compagni erano le due accreditate alla Piazza Onore, anche il nostro amico. Ecco qua, e salutiamo, come fa? Sta posto? Benissimo, ecco, arriva la seconda donna, eccola qua, la seconda donna che è Parigi Legatella, eccola qua, capigliatura completamente pronta e giunta a trovato al secondo posto. Campo sportivo per i bambini delle scuole elementari di un paese io all'interno della nazione del Senegal. All'interno, quindi con €1 possiamo, anche se sono molte magline per i bambini, per i ragazzi, con €1 possiamo fare beneficenza internazionale. Questi 70 arrivati Vanelli Samantha, eccola qua con la sua capigliatura al vento, bravissima, che completa la sua fatica. Diciamo la vincita, questa l'hanno proprio vissuta in poco, addirittura con la pole. Quindi quanto tempo hanno? Chi la sentiremo un pochino anche. Allora, quanto tempo ha? 5 mesi. Quindi ha già fatto conoscere subito lo sport. Sì, subito, sì. E come è sembrata la manifestazione stata? Molto bene, molto bene. Bene, ci fa molto piacere anche vedere questa partiti, eccole qua, un bel gruppo di partecipanti, uno che ascolta, si rialza subito, bravissimo, bravo, dai, molto bene, siamo, eccolo qui, Capacci, Lisa e Massa. Grande, guarda qua, che spettacolo, forza ancora Carlo Matti,